Allora, siamo a Manzano col presidente della Manzanese, Filippo Fabbro, iniziata una nuova avventura. Com'è questo debutto? Da dove si parte, dove si vuole arrivare? Ma sì, è iniziata una nuova avventura nel mondo del calcio, anche se ormai sono 30 anni che siamo qua, sicuramente in altri vesti, adesso siamo passati dietro la scrivania, è una cosa piacevole che insomma, facciamo con gioia sicuramente innanzitutto e anche con l'entusiasmo di fare qualcosa di bello in un mondo che mi ha visto essere praticamente per tutta la mia vita e quindi diciamo che ho avuto una piccola interruzione ma lo faccio con grande entusiasmo e proprio qui a Manzano in un ambiente che comunque ha una storia molto importante e speriamo di mantenere diciamo, i fasti di quello che è stato fatto fino ad oggi. Partite con grande ambizione, c'è una bella squadra che vuole magari già puntare a stare davanti, no? Un po' davanti a tutte le altre. Sì, diciamo che ovviamente stiamo parlando della prima squadra, ma per noi il progetto diciamo che è molto più ampio perché la società come la interpretiamo parte dai bambini dei primi calci fino ad arrivare alla prima squadra. Noi sicuramente adesso siamo focalizzati un po' sul percorso della prima squadra e che comunque vogliamo cercare di dare uno slancio importante e cercare di migliorare, ma come cerchiamo di migliorare la prima squadra, cercheremo di migliorare tutto il progetto e come dicevo prima il settore giovanile per noi non è una cosa da curare ma è una cosa insieme a tutto il resto e noi cercheremo di dare continuità anche in prima squadra al settore giovanile come è stato fatto e come è stato fatto negli anni scorsi e come è stato fatto anche in questo inizio, quindi una naturale conseguenza di tanti ragazzi che meriteranno di giocare insomma, con i grandi sarà quella di insieme a noi crescere e magari calcare anche dei palcoscenici più importanti, questo ci auguriamo sicuramente. Sì, ecco, proprio a livello di settore giovanile, no? La Manzanese negli ultimi anni ha stravinto, no? Per esempio il campionato juniores, è diventato un bacino importante per tutti. Come si può migliorare da quel punto di vista lì, se già il livello, no, è alto? Ma sicuramente guardando i risultati sono stati ottenuti dei bei risultati, il lavoro che è stato fatto, l'ho sempre detto, abbiamo ereditato un ottimo lavoro. Ovvio che se dobbiamo puntare a migliorare un progetto e a far sì che i ragazzi abbiano degli sbocchi anche più importanti, bisogna crescere un po' la qualità generale, la qualità della società, la professionalità, sempre intesa nel contesto in cui siamo e quindi migliorare un po' tutto quanto affinché loro poi abbiano gli strumenti necessari per crescere come giocatori individualmente e poi tutti insieme andare a cercare il risultato. Il risultato secondo me è sempre la conseguenza di un lavoro che viene fatto a 360 gradi, ovviamente ci farà piacere anche perseguire quello, ma ripeto, quello sarà un naturale diciamo, conseguenza di una progettualità che andrà a svilupparsi secondo me negli anni. Ovvio che non tutto subito è facile migliorare, ma ci stiamo provando, stiamo portando delle persone che hanno una professionalità e una caratura anche umana, di valori secondo me importante e questi sono due aspetti a cui tengo molto perché i valori umani assieme a una professionalità sicuramente portano a un miglioramento societario e la conseguenza sarà anche la possibilità di raggiungere dei risultati sportivi più facilmente. Sì, tanti giovani comunque che in prima squadra con un mix giusto di giocatori, insomma, di categoria, chiamiamoli così, e anche di giovani, insomma, che possono dare qualcosa, no? Anche dal punto di vista dell'entusiasmo. Sì, sicuramente l'analisi è giusta, noi cercheremo di avere una squadra come progettualità sicuramente nel futuro, è un mix tra diciamo, gli over 25 che sono i ragazzi che sono svincolati o comunque i classici giocatori di categoria e cercheremo lì di aumentare qualità e professionalità sicuramente assieme ai ragazzi nostri che sono cresciuti nel nostro settore giovanile e quindi diciamo che gli under 25 cercheremo di averli tutti nostri in modo da avere una progettualità negli anni sia di squadra ma anche di società, quindi i ragazzi adesso già del 2003 sono nell'orbita della prima squadra che è l'ultimo anno degli allievi, che quest'anno giocheranno gli allievi elite, ma per noi sono già nell'orbita della prima squadra e quindi questa è un'ottica sicuramente in progressione sul futuro e la progettualità anche della composizione della squadra non è stata vista solo per questa stagione ma nell'ottica anche del prossimo anno, anche di quelli a venire e quindi in questo modo noi crediamo di poter anticipare i tempi
ed essere pronti più nel futuro che nel presente. Tutti gli altri presidenti con cui abbiamo parlato vi identificano come no, fra le favorite. Pesa un po' questa responsabilità di dover far bene fin da subito? Ma no, io sono abbastanza tranquillo, diciamo che certo quando fischia l'arbitro si vede le partite, si vive un po' l'emozione dei 90 minuti, ma nell'analisi progettuale e nell'analisi anche post una partita o comunque delle analisi parziali nel tempo lo si fanno sempre in maniera oggettiva e lì deve prevalere secondo me la serenità e la tranquillità, sempre considerando, come dicevo prima, che secondo me i risultati nel tempo sono sempre frutto di un lavoro e il lavoro paga sempre e porta sempre a determinati risultati. Ovvio che nel calcio e nello sport c'è la componente variabile della fortuna e della sfortuna, degli episodi che nel calcio ogni tanto condizionano delle partite, ma sicuramente il tempo dice sempre la verità, dice chi lavora meglio, chi ha più idee, chi vuole sviluppare un progetto e su questo noi vogliamo puntare sulla progettualità nel tempo, che sarà sicuramente l'elemento decisivo secondo me per l'ottenimento dei risultati anche importanti. Sì, tra l'altro Manzano ha un'infrastruttura, no? Anche importante, già di una categoria superiore, non a caso l'Udinese Primavera, diciamo, è qui di casa, quindi questo può essere un vantaggio, no? Per voi, in un'ottica magari di fare un salto in avanti. Ma sicuramente dobbiamo ringraziare in questo caso l'amministrazione comunale attuale, ma anche quelle precedenti che hanno consentito a Manzano e al territorio di avere queste strutture che secondo me sono all'avanguardia. Poi certo tutto si può migliorare e tutto si può andare ad aggiungere, però rispetto al contesto ci riteniamo molto fortunati e quindi sicuramente su queste basi secondo me le strutture e le risorse umane sono i due aspetti fondamentali alla base di un progetto. Ovvio che sappiamo che una sostenibilità economica è la condizione sine qua non, però secondo me come dicevo le strutture e le risorse umane sono due aspetti fondamentali. Noi abbiamo, come abbiamo detto, delle strutture molto buone, abbiamo aumentato anche il numero delle squadre dei ragazzi in storia giovanile, quindi non si è mai abbastanza di strutture belle e di campi, però abbiamo anche un campo principale a cui teniamo molto, su cui spendiamo anche parecchi soldi, questo è da dire, per mantenerlo in ottimo stato, per noi, per la primavera, che siamo comunque orgogliosi di avere ancora qua e speriamo ancora nel futuro, e tutto diciamo che aiuta allo sviluppo di un progetto. Ecco, le ultime due cose, perché Manzano e non qualche altra piazza e qual è il sogno della presidenza personale, diciamo, quando ha preso in mano questa società? Ma a Manzano perché ci può essere un sogno che sta un po' sopra le circostanze e le situazioni, ma quello diciamo che me lo tengo per me. Però a Manzano poi si incastrano delle situazioni, io sono venuto qua da giocatore 15 anni fa e ho visto nascere questa società con la presidenza di Renato De Sabata insieme all'allora vicepresidente Nelio Taboga, che poi è diventato presidente, quindi avevo un certo legame. Poi si sa, nella vita io dopo il mio percorso di giocatore, anche nell'ultimo periodo, già pensavo a quello che volevo fare dopo. Ovviamente non pensavo di così in breve tempo raggiungere la massima carica sociale, però a volte le cose si incastrano, devi avere anche forse il coraggio o l'incoscienza di prenderti una responsabilità, e l'ho fatto assolutamente con piacere e credo che qua ci si possa sviluppare un bel progetto come ho nella mia testa e anche nel mio cuore. Poi sicuramente gli obiettivi, sento di dire, è quello di fare una cosa ogni giorno che mi piace, e questo è già tanto, senza porci limiti, cercando di fare il massimo, col massimo dell'impegno, col massimo della passione, insieme a tante altre persone che magari insieme a me vogliono fare questo progetto, perché alla base di tutto, secondo me, c'è sempre la cooperazione di un insieme di persone che devono avere piacere di stare insieme e il piacere di fare una cosa insieme, e poi vedremo dove saremo in grado di arrivare, ma non c'è un obiettivo sportivo, c'è solo la voglia di cercare di lasciare un segno, questo sì, un segno positivo a questo nostro mondo e anche al territorio e anche un po' allo sport in generale. Poi se saremo bravi o no, questo il tempo lo dirà, ci proveremo col massimo dell'impegno e della passione sicuramente.